Allora, Presidente, ne accennavo prima, lo sport e legalità, perché purtroppo c'è un problema di rischio proprio a causa, rispondendo anche alle mail dei nostri telespettatori, di infiltrazioni malavitose di vario genere. Voi avete siglato anche, avete fatto un osservatorio e siglato anche degli accordi importanti, perché una volta che possono riaprire questi centri sportivi, queste palestre, avranno bisogno di fondi. I fondi non ci saranno, non arriveranno e qui c'è chi aspetta, non vede l'ora o sta già intervenendo. Ci dica. Beh, allora, noi, tanto come Unione Sportiva Acri, da anni collaboriamo con l'associazione Libera, in particolare chiaramente Libera Padova, e in uno dei momenti di confronto che abbiamo spesso con loro è emerso proprio questo rischio, quando ci sarà la ripartenza, di infiltrazioni anche malavitose o mafiose nel mondo dello sport. Ed è emerso proprio in occasione di un incontro con l'ex responsabile di Libera, Marco Lombardo, che segue il processo di Eraclea, dove lì ci ha detto: guardate che non è questione adesso perché c'è il Covid, lo sport è sempre stato attenzionato e visto come una buona occasione, un buon sistema per infiltrarsi in un territorio, farsi conoscere in maniera positiva, avere tutta una serie quindi di agganci, possibilità di movimento, eccetera. Questa idea è venuta fuori da alcune nostre società sportive che collaborano appunto con noi, con i progetti che facciamo con Libera. In occasione del congresso 15 giorni fa abbiamo lanciato quindi l'idea di far partire un osservatorio proprio sulle vie della legalità e quali proposte e quali progetti per la ripartenza, dove chiaramente è Libera il capofila di questa attività. Abbiamo già contattato anche altre realtà del mondo dello sport, lo stiamo presentando. Intanto stiamo preparando, diciamo, il format di verifica per le società sportive, sicuramente in provincia di Padova, poi vedremo. E pur essendo ancora in fase embrionale, in occasione appunto 15 giorni fa del congresso in cui è stato presentato ed esposto il progetto, abbiamo avuto l'adesione già di diversi enti pubblici, enti locali importanti. Il primo in assoluto che ci ha detto sì, facciamolo, è stato il Comune di Padova con l'assessore Bonavina, che è stato entusiasta dell'idea, forse perché lui è anche assessore alla legalità qua in Comune a Padova. E dietro di lui abbiamo già avuto l'adesione anche di Abano Terme, Montegrotto, Due Carrare, Polverara, Sant'Angelo di Piove, quindi tanti comuni anche della cintura della città. L'obiettivo qual è? Riuscire a sapere in tempi coerenti, quindi relativamente brevi, le problematiche concrete, reali che stanno avendo le società sportive, tipo quella che è emersa oggi con il messaggio: no, ma io ho gli animali, nessuno ci ha mai pensato. Effettivamente nessuno ci aveva mai pensato. Avere dalle stesse anche delle proposte concrete in base ai problemi che stanno vivendo, di quali potrebbero essere le soluzioni. Qualcuna la stiamo già inserendo anche noi nel format che stiamo preparando, e poi quindi con noi come, diciamo, ente di promozione sportiva, piuttosto che anche le federazioni e il CONI stesso, vedere cosa possiamo fare noi direttamente, visto che queste società sono affiliate con noi per fare la loro attività, e con esse anche gli enti locali, gli enti pubblici, cosa possono fare effettivamente nel loro territorio in considerazione delle società che hanno presenti da loro, che fanno determinate attività. Perché sicuramente quando ci sarà il momento di ripartire, gli amici che hanno scritto prima saranno vogliosissimi di ripartire perché si sono attrezzati, ma avranno bisogno di risorse. Noi dobbiamo trovare il sistema perché queste risorse ci siano in maniera corretta, che non vadano a strangolare ulteriormente il mondo dello sport. Esatto, cioè se magari anche si trovano degli istituti di credito disponibili, che però siano accessibili le cose, perché poi l'indebitamento provoca un nuovo rischio di esposizione e ovviamente di accedere a... Tra l'altro è proprio di ieri un passaggio che ha fatto uno dei nostri che collabora proprio con il progetto e con la predisposizione
di questo questionario che servirà per l'osservatorio, che uno dei problemi grossi quali saranno anche le sponsorizzazioni, no? Perché molte società, sì, soprattutto quelle che hanno attività certo, importanti, con questa situazione di crisi avranno difficoltà con le sponsorizzazioni. Quindi io approfitto che sono qua per lanciare questa idea e dire: noi stiamo lanciando questo osservatorio con Libera, che è conosciuta chiaramente da tutti, l'associazione Libera contro le mafie. È un osservatorio che comunque non sarà poi limitato a questo periodo qua, al Covid, ma prevediamo di farlo restare in piedi se ci saranno altre problematiche, altre questioni, non necessariamente negative, possono anche essere positive, ma con Libera quindi vogliamo continuare a portarlo avanti. Ecco, in vista della ripartenza, e sono sicuro che probabilmente molte società lo metteranno come proposta, se ci fosse la possibilità di avere un'adesione da parte anche di realtà importanti come può essere la Confindustria piuttosto che Confartigianato, per dire ci sono delle realtà industriali che si possono mettere in gioco per aiutare il mondo dello sport, questo potrebbe essere già anche un passaggio importante, perché sicuramente ci saranno delle realtà che non sono in crisi, che possono ancora fare degli investimenti. Ecco, se si ricordano che non ci sono solo alcune discipline sportive ma anche altre, ecco, io un messaggio che lancio: chi è disponibile ci contatti tramite Lì dovete essere però anche voi che vi rivolgete, che continuate a sollecitare queste entità, queste associazioni di categoria. Noi solleciteremo in continuazione, però approfitto di questo momento pubblico per lanciare questo messaggio, questo appello. Se ci sono delle realtà nel mondo del commercio, dell'industria che si sentono di aiutare il mondo dello sport e che ci contattino, insomma è facile, basta andare su internet e si trovano subito i riferimenti sia di Libera Padova piuttosto che l'Unione Sportiva Acri Padova. Noi ci siamo. Perfetto. Allora, abbiamo 3 minuti alla chiusura, proprio siamo in velocità, abbiamo i mondiali di sci in atto, no? Come sta andando la situazione? La situazione come sta andando? Che ieri abbiamo perso una punta di diamante che si è infortunata, però... Non hanno avuto tanto, o non so, i media nazionali non gli danno tanta eco, tanto risalto, non è così sentito quanto una partita di calcio, viene da pensare, ma è possibile? Insomma, sappiamo che l'Italia è il mondo del calcio, il mondo del pallone, non solo l'Italia, l'Europa in generale. No, c'è la comunicazione, c'è sicuramente, bisogna tener conto che le gare di sci ci sono, quindi adesso l'attenzione è tutta anche sulle gare in corso di sci. Durante queste si parla dei mondiali che stanno per arrivare, ormai mancano 5 giorni, sì, perché parte dal 7-5 giorni. E poi in quel momento lì, quindi è sospesa, diciamo, tutta l'altra attività legata al mondo dello sci alpino, si parlerà e ci sarà un'attività che comunque coinvolgerà migliaia di persone, centinaia di atleti a prescindere. Però è un brutto effetto, perché il fatto che non ci sia la partecipazione e di pubblico e anche di tutto quello che è l'entourage normale di eventi di questo tipo ha sicuramente il suo danno, sì. Le associazioni dilettantistiche sportive di sci, i club sportivi insomma, di sci funzionano, sono operativi, quindi i ragazzini possono allenarsi? Allora, lì sarebbe stata una domanda da fare più ai nostri amici del Bellunese. So che hanno alcune realtà, alcune attività di piste aperte specificatamente per quello che dicevamo all'inizio, perché poi ogni federazione ha fatto le sue norme, solo chi fa agonismo, oppure chi parte con le pelli di foca a piedi o con le ciaspole, va in cima al monte e poi scende come attività individuale. Velocissimo, siamo in chiusura. Tennis aperto? Tennis aperto all'aperto, e se no anche per l'attività al chiuso vale sempre il ragionamento che ho detto prima, perché ogni federazione ha dato le sue norme e i suoi regolamenti per fare attività, fatto salvo l'attività individuale all'aperto, che è quella lì. Quindi individuale all'aperto, solo gli agonisti possono andare al chiuso con le aperture?
Del caso. Allora, al chiuso, se sono agonisti che stanno facendo un allenamento specifico per la loro attività, possono fare l'allenamento normale al chiuso. Per realtà che hanno tensostrutture che possono essere aperte, per cui si può fare circolare l'aria, è possibile fare attività all'interno, però prendono almeno il 50% e senza il riscaldamento attivo. Quindi apertura al 50% senza riscaldamento. Esatto, rispetto a essere la ghiaccio è sempre già qualcosa, almeno non piove in testa. Esatto. Allora grazie, ci saranno anche tante domande, voi telespettatori naturalmente potete scriverci, così dopo noi interpelliamo il nostro esperto, magari se avrà piacere di venire un'altra volta qui con noi perché ci sono tante altre questioni che verranno affrontate. Le auguro buon lavoro, naturalmente. Grazie, in bocca al lupo a voi. Grazie di averci seguito e naturalmente ci vediamo domani.